Un'esplosione all'alba a Pinzano, al tagliamento è costata la vita a una donna di 63 anni. All'origine dello scoppio in un deposito di bibite una fuga di gas, illeso è il marito in casa al piano superiore. Sono una coppia del capoluogo friulano, un uomo di Cividale, responsabili degli imbrattamenti Novax denunciati dalla questura di Udine. Il comune chiede che facciano lavori socialmente utili. Calciatori VIP truffati, pagavano Rolex mai ricevuti. Nel raggiro è finito anche l'ex centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul, rinviato a giudizio dalla procura di Udine, un uomo di Venezia. Pordenone non sarà la capitale italiana del libro 2022, oggi in diretta a streaming, l'assegnazione alla città di Ivrea, delusione in riva al Noncello, il sindaco Ciriani, peccato avremmo fatto un grande lavoro. Clamoroso divorzio in casa Brian Lignano, la società di Zeno Roma dopo solo 7 partite di campionato si separa dall'ex portiere del Pordenone Tomei, l'acquisto più importante della stagione era arrivato solo a dicembre. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Tragedia a Pinzano al tagliamento. Questa mattina all'alba una donna di 63 anni ha perso la vita nell'esplosione causata da una fuga di gas negli uffici di un deposito di bibite. Illeso, anche se sotto shock, il marito che si trovava in casa al piano superiore. Un boato tremendo attorno alle 6:30 ha scosso la piccola frazione di Pontaiba a Pinzano al Tagliamento, un'esplosione che ha coinvolto uno stabile dove si trova una vendita all'ingrosso di bibite gestita dai fratelli Chieu e dove vive uno dei titolari, Valentino, assieme alla moglie. Quest'ultima, Nelly Tramontin, di 63 anni, alle prime luci dell'alba è scesa nell'ufficio della ditta per prendere un documento. Stando alle prime ricostruzioni, quando ha acceso la luce ha innescato l'esplosione dovuta alla fuga di gas di una bombola che probabilmente alimentava una stufa. Per lei non c'è stato nulla da fare. Il marito, al piano superiore, è rimasto illeso, seppure sotto forte shock, ed è stato il primo a dare l'allarme. Immediata la chiamata ai soccorsi, anche se la donna è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spilimbergo e i vigili del fuoco, impegnati nella ricostruzione della tragedia e nel mettere in sicurezza lo stabile. L'area dell'esplosione è stata posta sotto sequestro, mentre l'abitazione al piano superiore è stata dichiarata agibile. Presenti anche gli ispettori dello Spisal per i rilievi. La donna lavorava come commercialista in uno studio a Spilimbergo e solo saltuariamente dava una mano al marito, affranto e inconsolabile, così come le 2 figlie. Una lavora e vive a Pordenone ed è arrivata sul luogo della tragedia, l'altra studia all'Università a Pescara. Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal sindaco Emiliano De Biasio, che si è recato sul luogo della disgrazia, e dalla giunta. Il primo cittadino conosceva bene e personalmente la vittima e la ricorda con dolore come un vero punto di riferimento per la comunità. Un angelo sempre pronto ad aiutare gli altri, così ricorda Nelly Tramontin, la cognata e amica d'infanzia. Piangerla anche la vicina di casa. Ci siamo viste ieri sera e lei oggi non c'è più. Nelly era una persona meravigliosa, aveva cresciuto in una famiglia splendida, fossero tutte così, 2 ragazze meravigliose che lavoravano in diversi settori, ma sempre un po' come lei, un cuore grande, tanta competenza, sempre la porta aperta per tutti. Se avevamo bisogno di un consiglio, lei ci sapeva sempre dare il consiglio giusto e l'aiuto per superare le nostre difficoltà. Ed era un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Stamattina il primo pensiero, quando ho saputo che era successo qualcosa, il primo pensiero è stato: speriamo non sia successo niente a lei. E invece no, invece lei non c'era più. Oddio, per noi era un angelo. Oddio, un angelo fra di noi. Non si può spiegare una persona così. Ci mancherà tanto, è insostituibile. È stata ieri sera a trovarmi un tardo pomeriggio. Siamo state un poco insieme e poi lei è andata a casa sua e io sono rimasta a casa mia. Ecco. Ha sentito l'esplosione? Stamattina io ho detto non so cosa è successo, perché guardi, un tuono che non era una cosa possibile. Ho detto ma sarà mica temporale. Ho provato a guardare se era caduta una casetta di là, no? E dopo vengo fuori e vedo il fumo, no? E sono venuta qua, era il marito che piangeva, che ha detto la Nelly non c'è più. Nell'esplosione è morta. Abbiamo visto il fuoco e comunque lei ormai è morta e non c'è niente da fare.
Identificati e denunciati i responsabili degli imbrattamenti Novax di Udine. Sono 3 friulani, nelle loro abitazioni trovate bombolette spray rosse, centinaia di volantini e scritte contro i vaccini e il Green Pass. Scuole, centri vaccinali, ospedali, ma anche macchine parcheggiate e sottopassi ferroviari. Sono stati questi i bersagli dei 3 guerrieri VV, come si definiscono gli appartenenti al movimento Novax, finiti nella rete della polizia di Udine e di Cividale. I 3, una coppia udinese di 32 e 28 anni e un cividalese di 58, sono stati identificati dopo una lunga attività di indagine che ha portato anche al sequestro di diverse bombolette di vernice rossa e di volantini propagandistici antivaccinisti e contrari al Green Pass. Oltre una decina di episodi che hanno interessato vari plessi scolastici, sottopassi, ma anche il distretto sanitario, le sedi dell'ASL, la regione, una forma di protesta che apparentemente è priva di violenza, ma denota l'assoluta mancanza di rispetto verso la propria città. Sono indagati in stato di libertà per il reato di imbrattamento di edifici pubblici. Chiaramente gli enti, i proprietari dei muri degli edifici potranno poi agire civilmente per il risarcimento dei danni. Erano già tutti soggetti noti alle forze dell'ordine? Si tratta di 3 soggetti, 2 che agivano sul comune di Udine, già conosciuti dalle forze dell'ordine, ma per reati contro il patrimonio, piuttosto che guida in stato di ebbrezza, quindi che non si erano evidenziati nell'ambito politico. E invece il soggetto che agiva nel comune di Cividale era sconosciuto alle forze di polizia. E in questa vicenda il Comune di Udine si costituirà parte civile perché, come ha spiegato il sindaco di Udine Fontanini, ci sono stati danneggiamenti alle scuole Valussi, Ellero, Fermi e Topo Wasserman, oltre che in diversi sottopassi e cavalcavia. La spesa per cancellare le scritte è stata di 7.400 euro per pulire e imbiancare i muri imbrattati. Chiederemo un risarcimento danni, ha specificato Fontanini, ma, ha aggiunto, vorrei proporre che la pena sia convertita in attività a favore della comunità. Chi danneggia o imbratta beni pubblici deve essere messo nelle condizioni di restituire anche simbolicamente quanto ha rovinato. Così ha concluso il sindaco. Ed è stato un flop il corteo Novax ieri sera a Trieste, dove circa 350 hanno protestato contro il Super Green Pass. La manifestazione è durata un paio d'ore. Per chi ha partecipato si preannunciano multe salate. La tolleranza zero delle autorità si è abbattuta come un tuono sul mondo Novax dopo il corteo fuori controllo di sabato a Trieste, dove circa 1 migliaio di persone senza autorizzazione hanno vagato per il centro città causando notevoli disagi ai cittadini. Ieri sera la prefettura ha approntato un sistema di sicurezza imponente per impedire un presidio organizzato dal Tam Tam Social, con dietro il coordinamento No Green Pass Trieste, in piazza dell'Unità d'Italia, interdetta alle manifestazioni. Proprio lunedì era stato reso noto che per la manifestazione di sabato saranno elevate sanzioni da 1.000 a 4.000 euro a chi ha bloccato la strada. Ieri, intorno alle 18, in circa 300 si sono radunati prima all'esterno della piazza, improvvisando un corteo intorno alla stessa e poi decidendo di invadere le rive e bloccando il traffico. Il personale della Digos ha girato video e scattato foto che ora verranno utilizzate per elevare altre sanzioni e poi per procedere penalmente verso gli organizzatori. Il corteo è durato circa un paio d'ore e dall'esterno di Piazza Unità si è spostato in giro per la città alternando blocchi al traffico e marciapiede. Ora, tempi tecnici completati, i partecipanti si vedranno recapitare le diverse sanzioni. Rabbia per gli automobilisti incolonnati ed esasperati da queste manifestazioni non autorizzate. Calano ancora intanto in regione contagi, ospedalizzazioni e isolamenti. Resta purtroppo invece sempre alto il numero dei decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono stati 12, tra questi anche un 55enne che è morto all'ospedale di Udine. In particolare 1.198 le positività rilevate nelle ultime 24 ore attraverso oltre 15.200 tamponi effettuati, scendono sotto quota 28.000 cittadini in isolamento. Per quanto riguarda la terapia intensiva Covid sono 25 le persone ricoverate, 369 quelle ospedalizzate in altri reparti, tutti e due i dati sono in calo.
C'è anche l'ex centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul, tra i calciatori VIP caduti nella truffa dei Rolex, ma pagati e mai spediti. L'autore della truffa sarebbe un veneziano di 38 anni che è stato rinviato a giudizio dalla procura di Udine. Avrebbe incassato alcune decine di migliaia di euro dall'ex udinese e nazionale argentino Rodrigo De Paul, oggi in forza all'Atletico Madrid, per la vendita di un orologio Rolex mai consegnato. Ma oltre al centrocampista ci sarebbero altri giocatori raggirati che militano in Serie A. Protagonista della vicenda è un uomo di 38 anni residente a Venezia, rinviato a giudizio dalla procura di Udine con decreto di citazione diretta. Il centrocampista, seguito dagli avvocati Santo e Francesca Tutino, ha conosciuto il 38enne nella boutique Rolex di Cortina d'Ampezzo. I due si erano sentiti telefonicamente per l'acquisto di un particolare e costoso orologio che l'imputato, di origine argentina, affermava di aver reperito. Il giocatore ha quindi disposto un bonifico bancario e aspettato per settimane l'oggetto. Durante questo periodo il venditore, che poi è risultato non lavorare al negozio di Cortina da diverso tempo, ha assicurato a più riprese di aver spedito l'orologio, chiedendo anche al giocatore di inviargli una sua maglietta dopo la consegna, mai avvenuta, dell'oggetto. Alla fine il centrocampista e i suoi legali hanno denunciato i fatti alla procura udinese. La prima udienza del processo è prevista per il mese di maggio. Tema super bonus, non solo frodi fiscali. La presidente di Consumatori Attivi Barbara Puschiasis fa sapere infatti che l'associazione ha ricevuto diverse segnalazioni da cittadini che hanno sottoscritto contratti con società che si sono proposte per effettuare studi di fattibilità ed eseguire poi lavori con appunto il super bonus. Le imprese sono sparite lasciando un'amara sorpresa nel cassetto fiscale dei cittadini. Sentiamo Puschiasis. Moltissime sono le segnalazioni che purtroppo da molti mesi stanno arrivando ai nostri sportelli. Persone che hanno sottoscritto contratti di affidamento a società che, voglio specificare, non hanno sede in Friuli Venezia Giulia e che si sono proposte anche attraverso agenti porta a porta per effettuare studi di fattibilità e poi per eseguire i lavori con il super bonus. L'impresa nel corso del tempo ha iniziato a portare varie scuse, quali ad esempio la carenza di materiali, di manodopera, quindi non è stato mai aperto nessun cantiere. E quindi lì si è acceso un campanello d'allarme che ha portato i cittadini a fare delle verifiche anche sulla propria posizione e lì purtroppo l'amara scoperta, perché accedendo a questo cassetto fiscale che dovrà diventare un'abitudine per noi consultarlo, è stato possibile verificare come fossero state già perfezionate delle cessioni dei crediti d'imposta per il 30% di lavori che non erano stati neanche in qualche modo preventivati. Purtroppo in questa situazione il consumatore si trova gravemente danneggiato. Il cittadino contribuente potrebbe essere richiesto da parte dell'Agenzia delle Entrate con un avviso d'accertamento di restituire quelle somme che sarebbero state cedute col credito d'imposta a sua insaputa per lavori mai effettuati, con ulteriori interessi e sanzioni. E il tema sarà al centro della puntata di Elettroshock, in onda questa sera su Telefriuli dalle 21. Ospiti in studio il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine Camillotti e la presidente dell'Ance di Udine Martina, con l'intervento di Marco Bottega dell'Ordine degli Ingegneri, appunto di Barbara Puschiasis e del parlamentare pentastellato Luca Sut. Ci sarà anche un'intervista al procuratore di Udine Massimo Lia. Si è insediata oggi la cabina di regia per il miglior utilizzo dei fondi indirizzati alla Regione dal PNRR. La cabina di regia aperta dal Presidente Federica si occuperà di instaurare un dialogo tra la Regione e il territorio. La dotazione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia è di 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro da investire in digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde, transizione ecologica, infrastrutture per mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e salute. È questa la dotazione che il PNRR porterà alla nostra regione nel prossimo futuro e per un miglior utilizzo la regione ha creato una cabina di regia che si è insediata oggi. Questo nuovo organismo è un tavolo che mette a sistema non soltanto tutte le direzioni regionali, ma anche vede la partecipazione di ANCI. Siamo convinti che questo sia un tavolo fondamentale per consentire il monitoraggio, il rispetto delle tempistiche e il confronto sulle opportunità ulteriori di sviluppo che derivano da questo piano.
L'etichettatura nociva contro il vino è stata respinta, un segnale difesa delle eccellenze del territorio e della nostra regione che altrimenti sarebbe stata penalizzata o addirittura dal punto di vista dell'attività equiparata al tabacco in quanto pericolosa. A scriverlo in una nota è l'europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Dreosto, che scrive: una follia sventata grazie alle barricate erette dalla delegazione europea della Lega alla presa di posizione del sottosegretario leghista Centinaio e di un sistema paese che ha funzionato anche grazie all'alleanza con le altre nazioni europee che avrebbero avuto le filiere produttive fortemente penalizzate da questa scellerata proposta. Così chiude. Caligaris, leader nel settore dell'arredamento e dell'illuminazione a livello internazionale, inaugurerà venerdì alle 10 vicino al quartier generale di Manzano il primo factory outlet dedicato a 5 brand del gruppo. Ne abbiamo parlato con il CEO Stefano Rosa Uliana, che sottolinea come il 2021 sia nato per il gruppo meglio delle previsioni, con un fatturato di 230 milioni. Il gruppo Caligaris consolida la propria presenza nei mercati internazionali, ma sempre forte il legame con la terra d'origine, con il Friuli. Qui a Manzano resta il quartier generale e qui a Manzano apre il Factory Outlet. Sì, abbiamo deciso visto che ormai siamo parte di un gruppo, abbiamo 5 brand, ognuno con la sua identità, di aprire un factory outlet anche noi. L'abbiamo fatto qui vicino all'headquarter, abbiamo questo spazio disponibile di 450 metri quadri e quindi insomma siamo appena partiti, siamo agli inizi, ma pensiamo che sia veramente un bel posto dove venire a fare dello shopping di furniture di livello. Credo che aprirlo qui sia anche un modo per riconoscere la presenza della Caligaris in questo territorio e quindi dare un po' ai nostri vicini di casa questa opportunità. Credo sia importante. Come si è chiuso il 2021 per il gruppo? Dopo la pandemia c'è stato un rimbalzo importante, avevamo già degli obiettivi di crescita importanti che abbiamo addirittura migliorato, quindi l'anno scorso il bilancio non è ancora chiuso, però il fatturato supererà i 230 milioni, questo parlo di pro forma con tutte le aziende del gruppo. C'è una sfida che le sta particolarmente a cuore per il futuro del gruppo? Per me la sfida è quella di continuare così, magari, non so perché, raddoppiare ancora nei prossimi 3 anni. Questa mattina 200 studenti dello Stringer di Udine sono scesi in piazza, vediamo qual è stata la loro protesta. Chiedono di essere ascoltati, esigono interventi immediati che non siano finalizzati alla sola scuola che verrà. Questa mattina oltre 200 studenti dell'Istituto Bonaldo Stringer di Udine sono scesi nuovamente in piazza per far emergere le 11 problematiche che coinvolgono i circa 900 alunni che frequentano la scuola statale professionale posizionata in viale Monsignor Giuseppe Nogara. Il presidio in piazza Venerio è iniziato alle 9 sotto lo sguardo vigile di polizia e carabinieri, sul posto insieme alla Digos a presidiare lo sciopero. I problemi evidenziati dagli allievi riguardano la sicurezza, il piano di evacuazione, la gestione degli spazi mensa, la mancanza di una palestra e la difficile gestione degli spostamenti durante i giorni di rientro. Tutte questioni che ritengono siano state sempre schivate o rimbalzate dalla dirigenza. Poco produttivo inoltre anche l'incontro tenutosi nelle ultime ore con il commissario dell'ente di decentramento regionale. E fortunatamente qualcosa è stato accolto e dal 3 marzo saranno disponibili appunto gli autobus che ci porteranno dall'istituto alla palestra. Anche questo è un istituto che non ha la palestra. Noi siamo costretti ad andare in altri istituti, disturbare altri istituti per effettuare la ginnastica. È una cosa che io come tutti gli studenti dello Stringer non accettiamo. In un istituto che non abbiamo la mensa, in un alberghiero, noi siamo costretti a mangiare fuori, nelle scale antincendio o in macchina. A Pordenone e Cordenons controlli sempre più mirati da parte della polizia locale contro la guida in stato di ebbrezza che è sempre più diffusa soprattutto tra i più giovani. Giro di vite nei confronti della movida responsabile. Il comandante della polizia locale di Pordenone e Cordenons ha annunciato che dalla primavera e per tutta l'estate nelle due città saranno istituiti servizi mirati di controllo, un'attività di prevenzione e allo stesso tempo di repressione. L'obiettivo è quello di scoraggiare i giovani soprattutto a mettersi alla guida se prima hanno bevuto. Si prevederà nel periodo ovviamente di primavera-estate fino ad autunno dei servizi, delle attività di
specifiche e specifici servizi per il monitoraggio dell'uso delle autovetture o dei veicoli in genere sotto l'influsso dell'alcol e delle sostanze stupefacenti. Questo per dare un contributo al monitoraggio che comunque è presente anche da parte delle altre forze di polizia, ma è un progetto a cui noi teniamo moltissimo, in quanto proprio in questo versante verranno spese energie di servizi serali e notturni. Urla, litigi e bottiglie di vetro lanciate contro le auto. Le immagini realizzate ieri notte in Borgo Stazione a Udine. Schiamazzi, urla, litigi e bottiglie lanciate contro le auto. Scene di quotidiana follia in Borgo Stazione a Udine. Le immagini che vi proponiamo sono state realizzate ieri notte da un turista ospite in un bed and breakfast della zona. La ripresa mostra un gruppetto di persone discutere e poi litigare in via Roma quando erano le 23:15. Il filmato dura pochi secondi ma rappresenta bene ciò che molti cittadini lamentano e sopportano da anni, soprattutto nei mesi estivi. Si tratta di un breve spaccato della vita notturna che generalmente anima il quartiere, soprattutto nei mesi non invernali, ci spiega un residente storico del posto. Molto però è stato fatto, va detto, ci tiene a sottolineare. Negli ultimi anni, infatti, il Comune ha iniziato a combattere il disagio e la malavita, dichiarando innanzitutto guerra allo spaccio, all'abuso di alcol in strada. Ma si sa, la pubblica sicurezza, i fogli di via, le ordinanze sindacali nulla possono contro l'inciviltà. Sono un ottimo deterrente, nulla più. La soluzione sta solo alla radice, nell'educazione e nella cultura, elementi indispensabili per fare di una semplice persona un vero cittadino. Una riunione operativa per chiudere l'accordo sui candidati a Monfalcone e Gorizia e iniziare la discussione per gli altri 30 candidati sindaco. Un vertice per chiudere le candidature alle comunali di Gorizia e Monfalcone e poi poco altro. Il centrodestra questa sera farà il punto in vista delle elezioni in programma nelle amministrative di questo 2022, cercando di chiudere soprattutto in quelle più grandi come Capoluogo Esontino, dove è pressoché certa la riconferma di Rodolfo Ziberna, e nella città dei cantieri, dove dovrebbe esserci qualche difficoltà in più, ma tutta interna a Forza Italia, per Anna Maria Cisint. Del resto, come sottolineato non più tardi 2 giorni fa dalla coordinatrice degli Azzurri Sandra Savino, la linea adottata a livello nazionale dal centrodestra in vista della tornata elettorale è quella di riconfermare i sindaci uscenti. Sarà una riunione operativa senza nessuno strascico per le vicende nazionali, con Matteo Salvini, leader della Lega, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sempre più ai ferri corti. Non uscirà invece dalla riunione di oggi, al netto di colpi di scena sempre possibili in politica, il candidato di Codroipo, la quarta città insieme ad Azzano X che potrebbe andare al ballottaggio. Per Fabio Marchetti infatti non ci sarà la possibilità di un terzo mandato, come previsto per legge, e quella sarà una poltrona particolarmente ambita, in particolare da Fratelli d'Italia, partito di cui lo stesso Marchetti fa parte. Oltre ai 4 comuni citati si andrà al rinnovo di altri 28 sindaci. L'erosione alla base del ponte che collega Percoto a Manzano, nonché la presenza di un'enorme catasta di legna, sono stati segnalati alla Procura di Udine dai referenti del Comitato dei Guardiani del Torre. L'Associazione Ambientalista di Percoto è preoccupata per la situazione sul letto del torrente all'altezza del comune di Pavia di Udine, per questo ha deciso di segnalare lo stato di abbandono dopo lo stop all'esbosco avviato lo scorso novembre, poi interrotto a causa della richiesta di accesso agli atti fatta dallo stesso comitato alla Regione. Ma appunto a preoccupare soprattutto la profonda erosione al riporto del primo pilone del cavalcavia, che era già stato oggetto di lavori nel 2020. Visto l'avvicinarsi della primavera e quindi delle piogge abbondanti e quindi delle piene, la situazione è potenzialmente pericolosa per il referente del comitato Gian Gabriele Filipputti, e quindi per evitare danni ambientali ed economici alla comunità è stato chiesto alle autorità competenti un intervento immediato e integrato. Nuova spedizione nel Sud America per la Giant Trees Foundation, organizzazione friulana che è nata per conoscere, difendere e tutelare grandi alberi. La prossima missione, che durerà 4 mesi e prenderà il via ad inizio aprile, si svolgerà nella foresta amazzonica. L'obiettivo è quello di studiare le chiome di questi alberi, che sono dei veri e propri scrigni di biodiversità. La Giant Trees Foundation si appresta a partire per una nuova missione. Questa volta la spedizione sarà in Sud America. Dove andrete esattamente? Diciamo che in Sud America siamo andati già 3 anni fa, precisamente in Ecuador, e ora ampliamo un po' gli orizzonti, partiamo dal Perù, ripassiamo in Ecuador e poi dovremmo finire in Brasile. Per
però sempre nelle zone dell'Amazzonia, quindi nella foresta tropicale. Quanto durerà questa missione e quando partirete? Dovrebbe durare circa 4 mesi, partiremo i primi di aprile, cominciamo proprio appunto dal Perù. In realtà in Ecuador ci hanno già detto che dobbiamo andare a vedere uno degli alberi più importanti poi alle Galapagos e devo dire che non ci dispiace. Questa volta forse più che cercare gli alberi più alti andremo a esplorare assieme a dei tecnici, a degli scienziati locali la vita che c'è sugli alberi, sulle chiome più grandi. E quindi andiamo proprio a valutare che cosa e chi abita queste chiome, che in questo momento, proprio anche di cambiamenti climatici, sono una ricchezza di biodiversità da tutelare veramente importante per tutto il pianeta. C'è stato un increscioso episodio durante il Consiglio Comunale di Muggia che si è svolto in videoconferenza. L'assessore leghista al Verde Pubblico Tullio Pantaleo, durante l'intervento di un collega dell'opposizione, è stato sorpreso a farsi la barba e di fronte alle proteste degli altri consiglieri ha risposto con un dito medio prima di abbandonare la sala virtuale. Il PD ha chiesto al sindaco di intervenire, che ha contattato Pantaleo riportando le sue scuse al Consiglio. Ora sì, parliamo di Pordenone, che non sarà nemmeno capitale del Libro 2022. Il titolo è stato assegnato questo pomeriggio dal ministro Franceschini a Ivrea. Dopo Chiari nel 2020 e Vibo Valenza nel 2021, la città capitale del Libro 2022 è Ivrea. Pordenone non sarà capitale della cultura e nemmeno del libro. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio in videoconferenza direttamente dal ministro Franceschini. Il titolo di città capitale del libro va quindi ad Ivrea, ma per Pordenone resta comunque l'orgoglio di essere arrivata in finale. In realtà questa è stata una grande occasione per noi per costruire una piattaforma di lavoro condivisa con più di 150 associazioni, con imprese culturali innovative, col sistema delle categorie economiche, con le centrali formative. E quindi di fatto rimane come base di lavoro per lo sviluppo culturale della città. Un buon punto di partenza per le iniziative culturali future. Riparte da un progetto che, a detta della stessa commissione, è validissimo, ma al di là di quello appunto rimane un progetto validissimo che, al di là del titolo, costituisce la base per poter fare delle azioni culturali e non delle azioni culturali effimere, ma che possono rimanere in città, perché il progetto è proprio fondato su questo, non una mera elencazione di eventi, ma anzi delle piattaforme di lavoro. Faccio un esempio, per esempio la Casa del Libro, sia una casa fisica che virtuale, ma anche laboratori per tutti e così via. Era l'acquisto più importante della stagione, ma è già a divorzio dopo solo 7 giornate di campionato tra il Brian Lignano e Tomei, ex portiere anche del Pordenone. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, anche con le Olimpiadi invernali di Pechino e l'ultima gara di Lisa Vittozzi, che è stata ancora una volta ottima nelle prove a staffetta. Il suo lancio ha permesso all'Italia di rimanere in lotta per il podio, poi però sfumato, e quindi è arrivata una quinta posizione per le azzurre nella staffetta del biathlon. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.